sono venuta da voi a darvi solidarietà e ad avvertirvi: fate di tutto perché non venga fatto. I rumori, chi non vive vicino a un'autostrada non sa che cosa sia un rumore continuo giorno e notte. Hanno messo anche le barriere, ma le barriere, vi garantisco, servono molto poco. Ma quello che non si sente ma si respira è tutto l'inquinamento, le polveri sottili che hanno cambiato la nostra vita. Il passante ha cambiato l'identità dei luoghi. Se il passaggio di automobili sulla nuova SP sul tratto di sarà inferiore ai 25.000 veicoli, già da oggi per la crisi, il giorno mezzo metterà la differenza, quindi un progetto pagato dai privati fino a un certo punto. Ci sarà un esborso, sembra, di circa 20 milioni di euro all'anno per almeno 30 anni, che verrà pagato alla Regione per ripianare le perdite di questa opera. Quindi parliamo di 600 milioni di euro che verranno tirati fuori dalla Regione, che oggi non sono accantonati, quindi un debito occulto che stiamo creando in una situazione economica già grave. Tenga presente che la sottovalutazione delle questioni ambientali e sulla sanità porta a un aumento dei costi, perché io comunque dovrò costruirla se decido di costruirla e alla fine dei conti mi devo confrontare con le alluvioni, con gli inquinamenti che sono in crescita esponenziale, cioè tutte questioni che la valutazione di impatto ambientale non ha mai considerato. Noi per i prossimi 30 anni, 40, probabilmente il Veneto girerà ancora in automobile. In realtà la sfida è togliere macchine. Allora non si può è molto difficile farlo per il sistema delle merci, ma la prima cosa che si può fare è per la mobilità delle persone. Quindi la sfida nei prossimi 40 anni è questa. Una delle proposte che hanno fatto i consigli territoriali storicamente è che la pedemontana si limitasse ad essere quello che era stato previsto nel 98, cioè un collegamento tra le circonvallazioni dei comuni attraversati, tra la 31 e la 27. Questo meccanismo prevedeva un sistema di 3 barriere: autostrada 31 Bassano una barriera e autostrada 27 un'altra barriera. Chi si muoveva in mezzo non pagava. Chi però superava Bassano in un senso o nell'altro, o verso Asolo oppure verso Braganza, la pagava tutta. La legazione e la beta stampa, anche se può scendere. Posso andare avanti? Facciamo fare... Sì. Campagna, bene. E qui c'è il tracciato storico, l'hanno abbandonato, il tracciato storico parallelo alla ferrovia, sono entrati in un borgo, si fanno le strade storte e colpiscono i centri abitati, cioè il contrario di come si deve fare. Siamo tutti qua. E naturalmente sono tutte cose molto ben conosciute alle autostrade queste, perché sono 10 anni che gliele portiamo puntualmente. La questione è questa: noi abbiamo raccolto una serie di firme e adesso gliele presenterà Osvaldo, che è il coordinatore dei comitati dei cittadini che hanno presentato il corso, per avere accesso in particolar modo ai 2 atti fondamentali. La questione economica per noi era rilevante. Poi è questo il punto sostanzialmente dell'incontro. Vorremmo avere i 2 documenti che sono gli allegati alla delibera famosa che ha decretato il contratto, insomma, che chiamo allegato A, allegato B alla delibera, poi voi la chiamate contratto, ma quello è il punto sostanzialmente, perché siamo preoccupati. La domanda è: in che termini è cedibile? Perché non è cedibile? In veste di ricorrenti, il 19 di gennaio di quest'anno abbiamo avuto delle risposte molto chiare su questa questione. Qui sono depositate 1000 firme, di più di 1000 firme, 1100 circa. L'obiettivo era 1000, un numero simbolico, 1000 hanno unito l'Italia, 150 l'Italia, e abbiamo chiesto, mediante i nostri legali, una convenzione economica. Ci è stato risposto per un atto pattizio tra lei e ditta esecutrice. Ci risulta che invece riguarda il bilancio della Regione Veneto, di tutti i veneti. Pertanto questo è un simbolo, 1000 e più firme, che chiedono la trasparenza degli atti, tutti, compresa la convenzione economica e il piano finanziario. Allora, la prima cosa è che è una strada un po' per nulla intermodale, andiamo verso un modello in cui la ferrovia, lo dice anche la Comunità Europea con il libro bianco uscito qualche mese fa, è più importante, diventerà sempre più importante. Qui facciamo un anello di cemento che non è collegato col treno. E la seconda, l'hanno già sottolineato loro, questa opacità nella convenzione, non nell'operazione economica, perché sembra che se non c'è un numero di veicoli al giorno che passano, la Regione Veneto mette la differenza. E questo in un momento in cui c'è una grave crisi della finanza pubblica, mettere a bilancio qualcosa che non si sa, saranno
un tot di milioni di euro ci sembra particolarmente grave, cioè non è chiaro tutto l'impianto economico dell'opera. Allora noi come movimento, insieme ai comitati, chiediamo soprattutto questo, perché in un momento come questo non si può mettere a bilancio un tot di milioni di euro senza sapere chi li pagherà. Tutti i cittadini italiani hanno diritto di sapere fino nei minimi dettagli che cosa riguardi l'opera. Purtroppo abbiamo sentito che ci sono delle zone che non hanno ancora avuto la valutazione di impatto ambientale. Parliamo di tratti anche di 10 km senza valutazione di impatto ambientale. La riteniamo molto grave questa. Io non mi soffermo sui contenuti economici e ambientali che già gli altri hanno evidenziato, ma su un aspetto più che altro procedurale, che è quello relativo alla richiesta dei documenti e al diniego di questi documenti. Credo sia inverosimile che dei cittadini dello Stato italiano e dell'Unione Europea debbano organizzarsi a un incontro come questo, a muoversi sul territorio per avere dei documenti che aspettano di diritto. Esiste una direttiva comunitaria che è la 2003/4/CE dell'Unione Europea che garantisce la trasparenza di ogni atto relativo a opere che hanno degli impatti ambientali. Trovo assurdo che sindaci, consiglieri comunali, presidenti di associazioni legali, consiglieri regionali si vedano negare dei documenti che devono essere documenti trasparenti. Lei avrà le sue buone ragioni, queste ragioni però non sono sicuramente contemplate da questa direttiva, tant'è vero che la informo che ieri ho depositato formalmente, come lo hanno detto anche oggi i giornali, una interrogazione. Tra l'altro mi sono avvalso anche di una procedura di interrogazione prioritaria, perché io credo che la Commissione avrà sicuramente qualcosa da dire in merito a questo continuo diniego di questi documenti. Per quanto attiene alla valutazione di impatto ambientale, mi spiace, la valutazione di impatto ambientale è su tutto il tracciato, è stata fatta, è completa. Le uniche cose che verranno risottoposte a una procedura, le uniche cose che verranno risottoposte alla procedura di VIA sono due caselli, uno in corrispondenza di Riese e l'altro e un altro in corrispondenza casello di Villa Raspa, insomma in corrispondenza Breganze, Masone, eccetera. Queste sono le due parti che verranno risottoposte a VIA. Per il resto la VIA c'è su tutto il tracciato. Ma lei dice di no e io sono convinto di sì. La San Zenone ha pedalato, no? Non li ho visti? Perché? Non li ho visti? Come Non li ho visti lavorati, scusi, ma non sono mai stati pubblicati. Scherzando, mi scusi, quando noi abbiamo pubblicato tutti gli elaborati relativi al SIA e alla via di procedimento, gli elaborati sono stati, oltre che depositati in regione, depositati nelle due province, quindi il SIA, la valutazione di impatto ambientale, se lei guarda il parere della Commissione Nazionale di Valutazione di Impatto Ambientale, riguarda tutto il tracciato, compreso il tracciato di San Zanone, di Via del Lago, cioè tutto il tracciato. Scusi, variante A, sulla variante A non c'è, su 10 km non c'è. Voi l'avete fatto sul tracciato normale, c'è la variante A, variante B, variante A non c'è, sono 10 km e poi sono arrivato ad essere tracciato quello su questo, ripeto, disponibilità anche a consegna non dilazionata nel tempo ma anche immediata del parere via a livello della Commissione Via Nazionale, si guarda e ci si vede. Secondo me c'è, ripeto, su tutto il tracciato. Si guarda, io gliela consegno anche immediatamente la Via Nazionale, non c'è problema. Per quanto riguarda invece, veniamo all'oggetto dell'incontro, insomma, la richiesta che oggi presentate, ovviamente voi la presentate, noi la protocolliamo, la valuteranno i nostri legali, dopodiché vi risponderemo formalmente. Ritengo corretto però, come correttamente voi mi avete posto il problema, di darvi una risposta preventiva, anche perché a suo tempo abbiamo risposto, abbiamo negato l'accesso a questi atti. Perché l'abbiamo negato? Ma perché ci sono delle sentenze precedenti, guardate, io ve le cito. Circa un anno e mezzo fa, voi sapete che questa concessione, la gara relativa alla concessione è stata oggetto di un forte contenzioso. Ci sono stati due ricorsi, TAR Veneto, TAR Lazio, Consiglio di Stato, di nuovo Consiglio di Stato, di nuovo TAR Lazio e adesso avremo un altro Consiglio di Stato. Allora, il concorrente Pedemontana Veneta ha chiesto quello che chiedete voi, cioè il contratto e convenzione e via di seguito. Gli è stata negata. Questi hanno ricorso al TAR Lazio con sentenza del TAR Lazio
anche questo ve la metto a disposizione immediatamente, con sentenza per Lazio, ha negato l'accesso perché atto pattizio, non atto pattizio fra me ovviamente e il concessionario, atto pattizio tra la regione, in questo caso rappresentata da me, e il concessionario. Quindi tallato, ma ci sono molte altre sentenze di merito, infatti ritengo che il governo italiano risponderà alla interrogazione sollevata dall'onorevole a livello europeo. Ci sono moltissime altre sentenze perché le parti contrattuali, TAR Abruzzo, ve le posso citare finché volete, che l'oggetto del contratto non è considerato parte ambientale, assolutamente, non c'entra assolutamente niente. Una domanda sicuramente. Pensate di più di favorire con quest'opera il traffico locale o il traffico internazionale? Soltanto traffico per Bassano? Questa è una domanda ovviamente... Questa è riservata veramente una... Questa è una domanda... Che anche lei dice che non Sì, ma mi ricordo perfettamente. Io le dico questo, cioè serve per il traffico locale, serve per il traffico di attraversamento, serve per tutti e due. Non tiene nascondersi, però secondo me con 17 caselli su 90 km, insomma una certa permeabilità, adesso per carità dopo non ho le loro opinioni, una certa permeabilità col territorio la strada si dà. Quindi un miglioramento diciamo, del traffico locale c'è, anche il discorso di trasportare, quello dei traffici in attraversamento e via di seguito. Tuttora in Italia sono cose che sono impraticabili. Perché purtroppo è così. In Italia, oggi come oggi, dal punto di vista della direttiva comunitaria che liberalizza il traffico autostradale, quindi con i portali passanti, tanto per capirci, oggi l'Italia non è ancora applicata. Se andiamo sotto i 25.000 veicoli al giorno vuol dire che probabilmente abbiamo sbagliato tutto, nel senso che la Pedemontana non era neanche necessario farla. Quando si elegge un commissario fanno quello che vogliono, perché